promuovere nelle giovani generazioni l'interesse e la conoscenza della tradizione vitivinicola della Valpolicella, un paesaggio e un ecosistema unici che insieme al lavoro dei produttori locali consentono di ottenere grandi vini, dal Recioto all'Amarone. Valpolicella come marchio di qualità, ma anche scuola di formazione e di creatività. Suspense fino all'ultimo istante per la proclamazione dell'etichetta dell'anno che ha tenuto tutti con il fiato sospeso, al termine di un percorso tra vigneto e cantina durato mesi. Un concorso promosso dalla cantina sociale Valpolicella di Negrar e riservato agli alunni di seconda media dell'Istituto Comprensivo Locale. Da dove nasce questo progetto? Questo progetto nasce dalla volontà di Cantina Valpolicella Negrar di collaborare con la scuola, una realtà culturale importante e con la quale una realtà produttiva si deve confrontare. I ragazzi collaborano sin dall'inizio, quindi in settembre partecipano alla vendemmia, poi vengono in cantina, fanno una visita guidata e infine partecipano al concorso artistico. Il concorso artistico abbiamo desiderato avere un tema importante che è il paesaggio della Valpolicella con le sue particolarità e i suoi particolari. Ed è per questo che a fine anno ci ritroviamo una moltitudine di interpretazioni, di disegni e di colori che ci raccontano dagli occhi dei bambini com'è il paesaggio della Valpolicella o forse come lo vorrebbero. A sostenere l'iniziativa, giunta alla 7ª edizione, una BCC locale, Valpolicella Benacobanca, da sempre attenta a tutelare e valorizzare paesaggio, economia e cultura. Anche quest'anno arrivati al termine di un percorso e una soddisfazione per Valpolicella Benacobanca. Ovviamente sì, è sempre una soddisfazione per noi di Valpolicella Benacobanca essere presenti a queste iniziative, in particolare con la cantina sociale di Negrar, collaboriamo da anni per questa iniziativa alla scuola nel vigneto. Mi piace vedere i ragazzini coinvolti in queste iniziative legate al territorio, perché vedono fin da subito quelle che sono le bellezze legate al posto dove abitano. L'etichetta dell'anno scelta dalla commissione artistica rivestirà le bottiglie della nuova collezione e il ricavato della vendita contribuirà ad un progetto sociale importantissimo dell'associazione Abeo di Verona. Abeo si consolida sul territorio veronese come centro di eccellenza per le malattie oncoematologiche. C'è un insieme di cose che fanno veramente bene, diciamo così, a Verona, in provincia, alle istituzioni, a chi si è adoperato, diciamo così, per portare questo messaggio. Perciò ringrazio di cuore tutti. L'associazione sta ristrutturando una casa Abeo a Verona e ci è venuta l'idea di creare un giardino per questi bambini. È importante che questi bambini ricomincino a giocare e abbiamo deciso anche di impreziosire questo giardino con dei simboli di vita, come può essere l'albero dell'olivo, l'albero della vite e le ciliegie. Come vivono i suoi studenti questa proposta didattico-artistica? Allora, intanto sono entusiasti per tutte le uscite che abbiamo fatto e nel concorso si sono molto impegnati perché hanno capito che devono raggiungere una finalità sociale, non lavorano per loro stessi, lavorano per gli altri. Abbiamo raccolto delle foto, abbiamo scattato delle foto nei campi e abbiamo messo il muretto secco visto che è uno dei particolari più distinti come della Valpolicella. Vi piace il vostro territorio? Sì, tanto, soprattutto per i suoi particolari ai quali ci siamo ispirate per il disegno. Cosa ti è piaciuto di più di questo concorso? Io all'inizio l'ho fatto solo perché dovevamo farlo, cioè una roba per la scuola, però devo ammettere che mi è anche piaciuto. E quali sono i temi che avete scelto per i vostri disegni? Gli animali e anche un po' i ciliegi.